Assessore Bini, ci troviamo presso il traguardo della 15ª tappa del Giro d'Italia, un arrivo a Gorizia. Usando un termine ciclistico potremmo dire che il Giro d'Italia tira la volata a Gorizia, Nuova Gorizia, città europea della cultura. Beh sì, assolutamente, guardate, ci stiamo preparando a quel 25, a quella data importante che darà ulteriore grande visibilità al Friuli Venezia Giulia, quindi non solo alla nostra Gorizia. Poi oggi siamo anche fortunati perché una tappa baciata dal sole di sti tempi, credetemi, è proprio una gran fortuna. Mi spiace per la partenza a Grado, dove mi pare circa 15-16 ciclisti sono caduti rovinosamente a terra e si sono pure ritirati, poveretti. Però insomma una grande manifestazione. Abbiamo, come dire, in queste tappe abbiamo la possibilità di promuovere i nostri luoghi in 180 paesi del mondo, quindi indubbiamente un Giro d'Italia, un volano importantissimo anche per quanto riguarda il nostro turismo. Guardate, in 12 minuti sono stati bruciati, letteralmente bruciati, 1000 biglietti messi a disposizione per la salita sullo Zoncolan, e mi hanno detto che diversi di questi sono stati prenotati e quindi acquistati da stranieri. Tradotto, insomma, la nostra regione, al di là degli eventi importanti sportivi, è una regione assolutamente ricercata. C'è tanta voglia di ripartire. Eventi come questi ci aiutano a far sì che ciò possa avvenire in fretta per tornare alla normalità anche senza queste mascherine. Tra l'altro, Assessore, ieri era l'occasione per vendere il prodotto montagna con lo Zoncolan, con un brand ormai riconosciuto in tutto il mondo. Stamattina un altro prodotto, che è il prodotto mare con Grado. Quindi eventi come questi consentono ai turisti almeno di venire a conoscenza, poi sarà compito della regione portarli nel nostro territorio. Sì, e non dimentichiamoci anche un'altra cosa, quello che dice lei è correttissimo, ma queste tappe, questi giri ci permettono di promuovere anche brand un po' forse meno conosciuti rispetto a Grado, rispetto allo Zoncolan. Guardate, seguendo le tappe tu hai la possibilità di far conoscere il Coglio, di far conoscere Cormons, di far conoscere insomma le colline, di far conoscere tanto della nostra regione, di far conoscere, oggi è già conosciutissima, ci mancherebbe altro, ma di far conoscere ancora di più Gorizia, una meravigliosa città che in questi anni è cresciuta parecchio e, come dicevamo all'inizio della sua intervista, nel 25 avrà modo di farsi conoscere in maniera prepotente. So che è un po' presto, stiamo ancora in Friuli Venezia Giulia, le tappe stanno ancora andando avanti, stiamo già pensando al futuro con il Giro d'Italia e mi pare che comunque a luglio ci sia sempre ciclismo nella nostra regione. Sì, noi non abbiamo, guardate, il legame ormai che c'è tra Giro d'Italia e Regione Friuli Venezia Giulia è fortissimo. Quest'anno ospiteremo quindi, oltre al Giro d'Italia maschile, anche quello femminile. E insomma, io dico sempre, poi hai un Cainaro che è una fucina di emozioni, di idee che mi pare di sentire che si stia già muovendo, quindi noi siamo qua, siamo disponibili, perché no, insomma. Assessore Scocimarro, oggi con la partenza da Grado una bella veduta dall'alto della nostra laguna, adesso siamo qui a Gorizia, domani con la città serenissima di Sacile e ieri con lo Zoncolan. Insomma, una bellissima promozione ma anche un bellissimo momento di festa dello sport. È giusto, una promozione del territorio che è bellissimo, non lo dico io ma con le parole di Ippolito Niebo, la nostra regione è un piccolo compendio dell'universo, quindi è giusto farlo conoscere, è giusto che la regione faccia questo di promozione. In uno sport così popolare, così famoso come il ciclismo, è auspicabile che poi in futuro ci sia sempre quella gran festa dello sport, con quella grande passione di pubblico per questo sport stupendo, che comunque è da auspicare che tutti, magari in minima parte, facciano del moto in bicicletta una loro attività, perché fa comunque bene. Al di là di questo abbiamo i grandi campioni oggi che festeggeremo, perché appunto è un motivo d'orgoglio per la nostra regione ospitare questa corsa ormai centenaria. Tra l'altro con uno sconfinamento che in qualche modo lega ancora di più Friuli Venezia Giulia e Slovenia, perché ricordiamo il passaggio sul Collio Brda, un territorio che anch'esso chiede di essere riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO. Certo, il patrimonio dell'UNESCO è importante, lo stiamo facendo noi con il tagliamento, il MAB UNESCO, abbiamo come detto, delle eccellenze incredibili, è giusto fare della collaborazione fra
stati vicini, è auspicabile che questa collaborazione sia binaria, sia altrettanto anche da parte loro nei confronti nostri. Campenaerts, ma Oscar Risbeck è in prima posizione, si avvicina adesso Campenaerts, siamo ormai in zona traguardo con Campenaerts che riesce a passare ed è sua la vittoria sul traguardo di Gorizia.